Ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo in Val d'Arsa, confine Veneto-Trentino. Guardate qua che giornatina, veramente molto bello. Provo a salire al rifugio Papa e vediamo com'è, perché so che in cima c'è ancora un po' di neve. E quindi vediamo un attimo come sarà la salita e poi vi aggiorno, ci vediamo dopo. Più o meno è quasi un'oretta che pedalo qui nella strada degli eroi. Devo andare al rifugio generale Achille Papa. Yeah. Ho sentito un ragazzo che è sceso in bici, mi ha detto che c'è ancora qualche tratto di neve tipo 20-30 metri, che si scivola un po', però bisogna stare attenti, ma fattibile comunque. Guardate lì, guardate che bello. Guardate che paesaggio ragazzi. Galleria Generale David. Qui fino a qualche settimana fa la galleria era praticamente ricoperta di neve. Però guardate oggi, 12 giugno, ci sta veramente molto bene. In teoria il rifugio non è ancora aperto, quindi praticamente gente poca niente, meglio così perché sennò è un casino. E volendo c'è il furgone che ti porta fino a qua, fino a galleria, e poi da qua puoi salire anche a piedi. Vedrete dopo la galleria un paesaggio veramente magnifico. Guardate qua adesso. Ah, comunque raga, la galleria siamo a 1781 di altezza. Ed eccoci qua all'uscita della galleria, e come è giusto che sia, nuvoloso, temperatura ottima, c'è una pace che non avete neanche idea. Eccola qua la prima neve raga, guardate che roba, guardate anche quanti sassi che durante il periodo invernale vengono giù, la pressione è, però bello da vedere. Guardate che panorama suggestivo, sembra di tornare indietro con il tempo, una roba incredibile, quasi quasi meglio così con un po' di neve che d'estate, perché così rende veramente l'idea della montagna. Fa un po' paura comunque, Cazzo, quanta neve oh raga, cioè è una roba incredibile, cioè, ma guardate, mi sembra di aver cambiato mondo, cioè veramente. Occhio che mi rabalto, che frane, guardate quel sasso lì com'è enorme, cioè purtroppo qua la neve raga ogni anno fa un macello. Guardate qua devo scendere, cioè guardate qua quantità di sassi che sono scivolati giù, che roba, guardate ragazzi quanta neve che c'è. Questa qua sarebbe la strada principale, però non si può, saranno 6 metri di neve. L'alternativa è questa. Certo bisogna andare piano e bisogna stare attenti, però fattibile. Guardate adesso il panorama, è cambiato 5 minuti fa. Guardate quanta neve, attenzione qui Raga, avete visto quella coppia lì? C'era lei, erano da soli e lei stava pisciando e sono arrivato io e si è tirata su le braghette subito. Scusami. Bene ragazzi, io sono arrivato, adesso sono nel bivacco sopra il rifugio Papa. Sono mai entrato su un bivacco, non ho neanche mai dormito dentro, però mi piacerebbe fare una notte e dormire qua, svegliarsi la mattina, vedere un panorama, non così, però sicuramente migliore. La mia prima volta nel bivacco. C'è una porta veramente minuscola, permesso, mamma che bello, letti e castello, veramente tanta roba, si sente un po' da legno, che è veramente rilassante. La mia caprona parcheggiata lì. Adesso pausa, si mangia, poi vediamo se salgo verso il Palon, che non sono mai andato neanche lì, se non sbaglio la cima più alta è il Pasubio. Adesso pranzo e poi via un'altra volta. Eccoci qua nel bivacco, ci sono i letti castello, c'è anche un cuscino, non ci sono le coperte per discorso anche Covid, roba così. C'è una moka, vediamo qua, qui c'è la carta igienica che non si sa mai. C'è una barretta ai cereali, cioccolato fondente. Ah, qui c'è anche il caffè. E qui penso che sia una specie di fornetto per la moka. Figata. Qui ci sono dei ricordi, presumo di una volta. Le montagne, le alte, meta, l'uomo tende e si sente più vicina. Potenza e la grandezza di Dio. Giuseppe, 22 dicembre 1943. Franco Sacchi, che se non sbaglio, da come ho letto fuori in bivacco, è quello che ha fatto il bivacco qui. Andiamo a vedere un attimo. Donato al CAD di Schio dalle famiglie Marzotto e Sacchi in memoria dei loro figli Giuseppe e Franco, Vicenza, Milano, luglio 64. Qua c'è fare un passaggio d'aria, c'è un'acqua, un'agenda, nella speranza di tornare presto per
Bivacare. Dono il mio libretto a questo gioiello. Michele, 9/5/2020. 52 gallerie sono troppe, non venire. Venire nel Pasubio mi dà sempre una gran felicità anche nei momenti tristi della vita. Per fortuna ci sei tu, oggi c'è la nebbia, forse riesco ad ammirarti anche dal mio parpendio, Daniele. Abbiamo trasformato per una notte questo bivacco in un piccolo coffee shop. Potevate fare anche a meno. Arrivati sul Pasubio con il mal di pancia, per fortuna c'è il bivacco, Davide. Vabbè, oh. E qua vediamo, dice. Allora, ho trovato la penna qui nel bivacco e adesso scrivo qualcosa anch'io. Qui sotto ho messo la montagna, è il momento di relax. Ciao da Alex. Yeah raga, comunque vi consiglio veramente di venire qui, pace in mezzo alla natura della montagna e soprattutto adesso che il rifugio non è ancora aperto, quindi non ci sono turisti, non c'è gente, non c'è il pienone come siamo abituati a vedere d'estate e ancora con un po' di neve è veramente ancora migliore di sempre. Qua si chiude. Ciao raga. Dovrete andare Palon. Eh sì. Guardate che salita, sono di preciso al Cogolo Alto a 2150 metri di altezza, com'è spaccato e guardate qua che roba ragazzi, qui hanno fatto veramente una strage. Adesso andiamo un po' a vedere di preciso cosa perché non è che sia molto informato io Eccolo qua, Cogolo Alto al 2150, conosciuto in guerra come Cocuzzo meridionale del Palon, è la posizione immediatamente a ridosso della linea di resistenza italiana Spasubio, come tale diventa il luogo in cui erano alloggiate le truppe di pronto intervento, capaci di accorrere in caso di attacco austriaco contro il dente italiano. Punta più avanzata dello schieramento. Su Cogolo Alto, nel versante meridionale, sorgeva un vero piccolo villaggio chiamato Villaggio Marchisio, dal nome del colonnello Pierangelo Marchisio, comandante del 158° Reggimento Fanteria della Brigata Liguria, deceduto l'8 agosto 1915 su fronte a Isentino, formato da ricoveri, murature in legno e da numerose caverne in cui si accedeva inizialmente con un ardito sentiero di arroccamento proveniente dalla camionabile che saliva dal piano di Fugazze. In seguito basta, non si vede più niente. Peccato. Fate un po' reso conto dell'idea di cos'è. Non avete idea qua in cima come si sta bene, cioè non c'è nessuno. Bene, ce l'ho fatta. 2232, lì c'è la galleria del generale Papa, fatta costruire dal generale Papa nella primavera 1917 per la difesa del Pasubio. Cima Palon, un paesaggio veramente fenomenale. Quella è la chiesetta di Alpini. Guardate qua che paesaggio, guardate là in fondo, guardate che zona molto sassosa, ma per chi conosce la zona sa di cosa sto parlando e se non ci sei mai stato ti consiglio di venire. Qua siamo in zona Veneto-Trento, c'è parecchia gente che sia da Arco, Trento, Rovereto oppure dal Veneto, magari Schio, Vicenza, così, essendo un po' confinante e facile a tutti arrivare, c'è parecchia gente che viene su, ecco. Io sono partito all'1 dalla Valars, sono le ore 5, ci ho messo 2 orette, poi con calma, foto, video, eccetera, e sono in cima al Palon. Questo qua è il punto più alto del Pasubio, se non sbaglio, infatti veramente mi sembra essere in cima al mondo, cioè. Con la mia endurona, cioè no, con una e-bike e i casini, con la bella caprona mia, cioè, guardate qua. E poi dicono che non sia pedalabile, certo non aiuta molto, ma aiuta se hai voglia di andare. Vabbè, è tutta rovinata adesso. Vediamo qua, qua c'è il Monte Zugna, Monte Adamello, vabbè, Prassanella, la Reute, il Brenta, il Corsantino, il Dente italiano e austriaco, Cima Carega, quindi di là, il Cornetto di qua, Monte Forniati di là, Priaforale di là, Monte Cengio che conosco bene di là, anche i Grappa. Questo, se non sbaglio, è la cima più alta di tutti, mi sa, perché i Grappa è 1775, il Cengio 1354, Monte Cornetto 1899 e Cima Carega 2148. Comunque, che sia più alto o no, merita veramente. E se il video ti piace e lo trovi interessante, iscriviti qui sotto il mio canale, attiva le campanelle per essere aggiornato a tutti i video che pubblico e metti un bel like. Ciao! Bene raga, io adesso scendo, ci vediamo dopo. Yeah! Già.
arrivati a Rifugio Papa per la discesa, è stata molto croccante direi, come vedete anche sul video. Adesso devo scendere per gli eroi e poi magari prendo qualche sentiero, qualche bivio o qualche pezzo da tagliare. Bene, passati le gallerie d'Ave, adesso vediamo di trovare qualcosa. Ho trovato qualcosa, adesso vediamo. Let's go. Giro finito, è stato intenso, c'è da dire, bellissimo, vale la pena venirci. Taglierò un po' questo filmato perché sennò sarà un video lunghissimo, un'ora, sarà già tanto comunque. Se ti è piaciuto il video, come sempre, metti un like qui sotto, iscriviti al canale, ci vediamo alla prossima. Ciao da me e dal Trentino. Ciao raga!